La battaglia anti-racket che si è lanciata in questa città ha portato tanta gente, non solo alla rottura col sistema mafioso, ma alla ridefinizione di una nuova etica e di nuovi comportamenti. Io lo vedo, c'è gente che non ne vuole più sentire manco parlare dei mafiosi. Mentre prima ci si prendeva tutti regolarmente il caffè insieme e si diceva baciamo le mani, o no? Io quando è venuto Toto Galanti gli ho detto baciamo le mani, perché gliel'ho detto ovviamente provocatoriamente, anche perché essendo un comico Toto Galanti ne trae alimento per la sua arte. Dunque, lei è uno che è stato molto lontano alla nostra città, siccome il professore ha saputo della mia nomina a cittadino onorario di Osimo, sì. Ho promesso che ci andavamo insieme a Osimo. Comunque io voglio spendere qualche parola per comico eccezionale, è uno proprio, e poi è un cinese vero, uno che ama veramente la nostra città. Io sono contento sempre di ospitarlo, perché è uno come dire tosto, uno che sa fare le cose, sa fare una comicità bella e quindi è molto questo è uno dei migliori comici che ci sono in Italia. Andiamo questo nastro. Professore Serafino. L'ho scoperto io anni fa. O no? Ciao. Immagino in diretta, Il professore Serafino è un grandissimo artista, è inutile che cercate, non ve lo meritate a Genova, non è vero a caso, non ve lo meritate a Genova, perché non avete capito quanto sia grande come artista questo signore. Ecco, anche con lui, dico verè, tu sei uno, lo so, vero. Ciao a tutti. Ascolta, io non ti preoccupare, non me ne mangio. Ciao. Scusate, il professore Serafino in questa trasmissione della RAI Sud non ci starebbe benissimo. Io ci ho notato questo, che è grave la tua assenza, è molto grave, nuovi. Molto grave. Molto grave, sì, molto grave. Presidente. Ciao Presidente. Come stai? Vabbè Presidente, grazie, ciao. Ciao. Vado, eh? Come vedi sono il tuo sponsor. Ciao Presidente. Io voto per te. Ok. Ciao Rosario. Ehi. Maria, meno male che sparammo che vinne. Sparammo che vinne a telecamera. Perché? Perché registrai una cosa. Fai ciao. Ciao.